In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 7 gennaio 2025. Schifani, voto segreto solo per voti su persone. Finalmente qualcosa si muove sul voto segreto all'ARS, vero cancro della politica siciliana e strumento di ricatto nei confronti dei governi in carica. In un'intervista al quotidiano La Sicilia, il presidente Schifani ha detto di aver condiviso con il presidente Galvagno l'idea di limitare il voto segreto solo ai voti di coscienza o su persone. L'Aula è sovrana, ha detto Schifani, ma chi boccerà questa proposta se ne assumerà la responsabilità. Il PD siciliano esplode, spaccatura sulle primarie. Il Partito Democratico in Sicilia è ormai diviso in due parti che non perdono occasioni per attaccarsi reciprocamente. Il segretario Barbagallo e Ilaria Schlein cercano di impedire le primarie previste dallo Statuto siciliano e hanno convocato per sabato l'Assemblea regionale sul nuovo regolamento. Dall'altra parte 16 dirigenti, tra i quali la maggioranza dei parlamentari, scrivono a Roma chiedendo le primarie e di rispettare lo Statuto. Anche alla Regione su richiesta in pensione a 70 anni. Nella manovra finanziaria nazionale è compreso un comma che prevede la possibilità per il dipendente pubblico di rimanere, previ accordi con l'amministrazione, in servizio fino a 70 anni. Sembra certo che questa norma avrà valore anche alla Regione. Questo comporta una modifica non marginale del numero dei dirigenti da sostituire nei prossimi anni e quindi della previsione di concorsi da effettuare. Contro la siccità, via libera a 2 dissalatori a Palermo. Oltre a rimettere in funzione i 3 dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani, il governo regionale sta lavorando a 2 dissalatori collegati alla rete ai 2 lati della città di Palermo, uno ad ovest verso Partinico ed uno ad est verso Termini Imerese, per una capacità attorno ai 700 litri al secondo. Il costo previsto attorno ai 180 milioni di euro sarà coperto in project financing al 90% dai privati che ne assumeranno poi anche la gestione. CIN, codice identificativo strutture affitti brevi in Sicilia. La scadenza finale per richiedere il CIN, codice identificativo per le strutture che affittano stanze o appartamenti per un massimo di 30 giorni, è stata fissata al 1 gennaio. Obiettivo: combattere l'abusivismo e garantire trasparenza. Per chi non è in regola con il CIN, la multa può arrivare fino a 8.000 euro. In Sicilia dal 1 gennaio non sono ancora in regola il 20% delle strutture e sono stati assegnati circa 35.000 codici identificativi. Aeroporto di Pantelleria, 200.000 passeggeri nel 2024. Anche il piccolo aeroporto di Pantelleria, come gli altri scali siciliani con l'eccezione di Comiso, ha raggiunto quest'anno un nuovo record, 200.000 passeggeri. Mai era stato raggiunto un tale risultato in un anno, a testimonianza della crescita di Pantelleria come meta turistica. Ormai da diversi anni garantisce i collegamenti con la Sicilia in regime di continuità territoriale la DAT, Danish Air Transport. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.